Pioggia e vento, un forte temporale si è abbattuto da poco a Teglio Veneto provocando gravi danni alle abitazioni e alle auto. Sul posto squadre dei vigili del fuoco, anche da Mestre. 22 i focolai ancora attivi in Veneto ma sotto controllo i tamponi alle badanti che rientrano da casa e che decidono di farlo su base volontaria. Così oggi il punto del presidente del Veneto Zaia. Stanziato oltre €500.000 per il rilancio della cultura in Veneto, accordo tra l'assessore regionale Corazzari e istituzioni del territorio per il rilancio dei cartelloni a teatro. Sarebbe stata colpa del comandante, secondo le 326 pagine della perizia della Procura di Venezia, l'incidente della nave da crociera lungo il canale della Giudecca a giugno di un anno fa. Si chiama Ripresa Venezia e la manovra presentata dal Comune per arginare il buco di mancati introiti da oltre €110 milioni a causa della crisi provocata dal coronavirus. Si cappotta con l'auto dopo essersi scontrato con un'altra vettura al casello autostradale di Mestre. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Lo spettacolare incidente questa mattina dopo le 8. Noale vince il contest di borgo più bello tra le pro loco del Veneto. Nella finalissima tutta veneziana batte Caorle per un pugno di 500 preferenze. Sconfitte anche Asolo e Marostica. Buonasera, ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia. In primo piano diamo subito uno sguardo ai dati dell'ultimo bollettino di Azienda Zero per quanto riguarda i casi positivi in Veneto e i ricoveri nella nostra regione. Ebbene, sono complessivamente 19.279 i casi positivi totali in Veneto, con un caso in più rispetto al bollettino di questa mattina. Per quanto riguarda i ricoveri, abbiamo un paziente in più ricoverato negli ospedali del Veneto, che sono complessivamente 171 pazienti. 189 di questi solo 18 i positivi. Per quanto riguarda invece le terapie intensive arriva una buona notizia, perché non ci sono più casi Covid positivi ricoverati nelle terapie intensive, dove al momento sono 10 i pazienti. Resta poi invariato, non si registrano dunque nelle ultime ore decessi da coronavirus in Veneto. Ma c'è la cronaca a prendere spazio in questa apertura di telegiornale per un violento temporale che si è scatenato nel pomeriggio intorno alle 15:30 a Teglio Veneto, con forte vento soprattutto. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per abitazioni scoperchiate, per rami e alberi caduti. I pompieri sono arrivati con squadre da San Donà, Portogruaro e Mestre e stanno operando per ripristinare la sicurezza, rimuovendo ostacoli alla circolazione ed elementi pericolosi. Un albero si è abbattuto su una casa di cura in via dell'Unione. Fortunatamente non si registrano feriti. Veniamo adesso al punto stampa di questa mattina del presidente Zaia. Tamponi per le badanti che rientrano in Italia dai paesi di origine. Questa è la nuova iniziativa per circoscrivere il virus. Intanto nella nostra regione sono 22 i focolai ancora attivi. Abbiamo fatto partire una lettera a tutti i dipartimenti e faremo gratuitamente il tampone a tutte le badanti. Sì, che tornano ovviamente. È questa l'ultima mossa in ordine di tempo della Regione del Veneto per circoscrivere il virus, da qui il duplice appello. Chiediamo la collaborazione delle badanti che mi stanno ascoltando affinché sappiano che la collega che sta arrivando deve segnalarsi, glielo facciamo gratuitamente. Ai familiari degli assistiti di sapere che quando hanno la badante in arrivo facciamo il tampone, che è il sistema migliore per evitare casini. Ed è lo stesso Zaia a sminare il campo da equivoci e strumentalizzazioni. Non è un fatto di ghettizzazione, è un fatto di sanità pubblica. Del resto il focolaio più esteso al momento in Veneto si è sviluppato attorno alla badante rientrata in pullman il 5 giugno scorso dalla Moldavia. 10 soggetti positivi individuati finora nel Padovano, tra cui l'anziana assistita e la figlia. L'altro focolaio è quello scoperto nel weekend a Feltre, all'Eurobrico. Per focolaio si intendono 2 o più casi generati dalla stessa fonte. In Veneto attualmente sono 22, un mese fa 132. I focolai sono in diminuzione da 135 a 22 in un mese, quindi oggi ne abbiamo 22 vivi. Vi ricordo solo 9 in casa di riposo, il resto sono tutti focolai 13 sono i familiari.
Zaia è ritornato sulla necessità di evitare assembramenti e sulla minore gravità dei casi attuali, che comunque si osserva nella quotidianità al di là delle beghe della scienza, ma c'è anche il fronte politico con due questioni calde. La prima riguarda il dibattito attorno al MES, il fondo salva stati per spese sanitarie. La scelta di aderire al MES, dire sì o no, spetta esclusivamente al governo italiano. L'altro fronte, le scuole paritarie, con le voci di alcuni esponenti del 5 Stelle che chiedono di non rifinanziarle. In Veneto, dice Zaia, sono oltre 1000, la metà delle quali in comuni senza scuole pubbliche. Io trovo scandaloso che ci sia una forza, perché sono i 5 Stelle se non ho capito male, che, ma lo dico non per polemica politica, me lo chiedi te, che obietti sul finanziamento delle scuole paritarie. Quindi invito il governo a stanziare subito risorse e ricordare quando le stanze che noi facciamo risparmiare 200 milioni di euro all'anno. La conferenza stampa di oggi è stata l'occasione per presentare il nuovo progetto della Regione per il rilancio della cultura, accordo siglato tra regioni e istituzioni culturali del territorio, oltre €500.000 per il rilancio della cultura nei teatri del Veneto, con un'implementazione delle produzioni come spinta per la ripartenza post-Covid. €550.000 la cifra stanziata dalla Regione per il rilancio culturale del Veneto e la ripresa degli spettacoli dal vivo nel territorio regionale. Fondi con cui si cerca di dare conforto anche alle maestranze del settore, a loro volta, come noto, fortemente colpite dal Covid. Sì, perché dietro al lavoro degli artisti c'è il lavoro silenzioso ma importantissimo delle maestranze, dei tecnici. Ebbene, tutto questo mondo ha bisogno di riprendere a lavorare e quindi il nostro sostegno va proprio nella direzione di far ripartire tutte queste attività e far ricominciare anche queste persone a lavorare ed avere un ritorno di capacità economica. 4 le istituzioni culturali venete coinvolte, specie nell'implementazione della produzione: il Teatro Stabile del Veneto, il Comunale di Vicenza, Arteven e FITA, la Federazione del Teatro Amatoriale. Per portare una ripartenza rispetto a quello che è un filo con il pubblico che è stato interrotto. Dobbiamo riallacciare questo filo e lo faremo con centinaia di rappresentazioni che andranno nelle nostre piazze e nei teatri grandi e piccoli della nostra regione. Accordo che vede una produzione di 200 spettacoli in più per lo Stabile del Veneto, prodotti da compagnie venete, di cui un centinaio fuori dalle sedi istituzionali e nei territori comunali. È un'azione che per la prima volta mette insieme diversi soggetti, quindi ci aspettiamo anche che i risultati possano ottenere una moltiplicazione di effetto proprio dal fatto di fare sistema. È un cartellone di oltre 80 rappresentazioni per il Comunale di Vicenza. Il pubblico sta rispondendo benissimo, nel senso che noi abbiamo aperto ieri le richieste, le vendite, in alcuni casi di alcune promozioni di spettacoli, e il pubblico risponde perfettamente, ha voglia di tornare al teatro, anche se molti hanno paura ancora. Finalmente produzione e distribuzione insieme. Era un matrimonio auspicabile, adesso è un fidanzamento e quindi stiamo lavorando su progetti per il territorio ha i suoi stakeholder, le sue richieste e noi abbiamo una capacità di interpretarle. Incidente nave da crociera Venezia consegnata alla perizia dagli esperti della Procura. L'incidente della MSC Opera, che si è schiantata nel canale della Giudecca Venezia contro il battello fluviale River Countess e contro la riva San Basilio lo scorso 2 giugno del 2019, sarebbe stato causato dall'imperizia del comandante. E questo l'esito della perizia tecnica di 326 pagine messa agli atti dalla Procura di Venezia. L'incidente sarebbe stato generato dalla sottovalutazione di un problema tecnico che, invece di essere affrontato seguendo le procedure standard, avrebbe portato alla perdita di controllo della nave, con il conseguente schianto che solo per un fortunato caso ha provocato solo danni alle cose. Esclusi da ogni addebito i comandanti dei 2 rimorchiatori, che nulla potevano fare per evitare l'accaduto, e agli ufficiali del porto. Si chiama Ripresa Venezia la manovra presentata dal Comune per arginare il buco di mancati introiti da oltre 110 milioni di euro a causa della crisi provocata dal coronavirus. L'assessore al bilancio Michele Zuin l'ha definita Ripresa Venezia, per arginare le voragini da decine di milioni di euro che si sono aperte nelle casse del Comune di Venezia a causa del coronavirus. La manovra di assestamento di bilancio ha dovuto quasi assumere i connotati di una manovra finanziaria.
I mancati introiti dell'imposta di soggiorno e ZTL Bus, delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, delle entrate nette del casinò e dei proventi delle soste a pagamento sono stati quantificati sull'ordine dei 110-115 milioni di euro. Abbiamo fatto tutta una serie di applicazioni di avanzi liberi, di avanzi vincolati che potevamo appunto applicare nel 2020. Abbiamo liberato dei fondi, cosa vuol dire? Erano stati fatti degli accantonamenti prudenziali che non essendosi verificata la parte, diciamo così, negativa, possono essere liberati e per cui messi, diciamo, a copertura delle minori entrate. La manovra, ha concluso l'assessore al bilancio del Comune di Venezia, adotta anche misure a sostegno del tessuto economico e sociale della città. Rivedere il bilancio di previsione votato a dicembre è stata un'impresa che il sindaco Brugnaro ritiene possibile alla luce del lavoro svolto in questi anni. A fronte della previsione di 120 milioni di mancati introiti dalla filiera turistica, dal governo sono arrivati al momento 10 milioni di euro. Noi abbiamo beneficiato questa città di un accordo, di un patto che ho fatto con l'allora primo ministro Renzi, di 100 milioni più altri soldi ancora che il governo si era impegnato a dare, in parte ha dato, in parte poi sono cambiati i governi e non tutto è stato ancora dato, però quelli sono investimenti che abbiamo messo a reddito, abbiamo sviluppato nella città, però noi abbiamo lavorato su, in questo caso il bilancio lo spiega chiaramente, sulla spesa corrente, cioè sull'efficientamento della macchina comunale. A chi è preoccupato per il futuro, ha concluso il sindaco di Venezia, vogliamo dare speranza. Questa città ha tutti i numeri per ripartire e riaffermarsi come una delle più importanti d'Europa. I rappresentanti della città metropolitana di Venezia e della regione hanno annunciato, così come nelle due occasioni precedenti, la propria indisponibilità a poter partecipare alla riunione del comitato di gestione del porto convocata con urgenza domani per votare il bilancio 2019. Lo rende noto l'autorità portuale. Il 19 giugno proprio i rappresentanti di città metropolitana e regione avevano bocciato l'approvazione del rendiconto, contestando alcune scelte del presidente Piero Musolino. Via libera del CIPE al project financing della Via del Mare tra Meolo e Jesolo, una notizia accolta favorevolmente dal candidato sindaco a Venezia e sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, che invita però a non perdere di vista il tema dell'ambiente. Il Veneto ha bisogno di un sistema infrastrutturale completo, molte cose sono in fieri, ma è chiaro che i collegamenti tra le varie assi di riferimento del traffico, quello turistico, ma anche quello ovviamente operativo quotidiano, sono importanti. Un via libera che sblocca uno stallo che si prolungava da tempo. L'iter amministrativo era partito nel 2012 ed ora il semaforo verde del CIPE, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, al project financing della Via del Mare di collegamento tra l'autostrada A4 in comune di Meolo e Jesolo Lido, è accolto con favore dal sottosegretario all'economia e candidato sindaco di Venezia Pierpaolo Baretta. Si è molto discusso di questa opera. Ci sono anche opinioni legittimamente diverse, ma insomma siamo di fronte al fatto che la viabilità veneta in molti casi è oggettivamente intasata da traffico, non in questi mesi dove c'è stata una situazione particolare, e quindi tutto ciò che consente, in un'ottica di rispetto del territorio, perché questo è l'altro punto che dobbiamo aver presente, è bene che lo affrontiamo. L'opera è giudicata strategica per dare respiro ad una viabilità messa a dura prova dal traffico estivo e nell'ottica di uno sviluppo dell'industria turistica che proprio ora si appresta ad affrontare la sua annata più difficile. Ciò non toglie, secondo Baretta, che debba proseguire una riflessione ad ampio raggio su come coniugare tutela dell'ambiente e realizzazione di opere viarie. Una quadratura del cerchio necessaria in una regione che, se da un lato conserva un patrimonio naturalistico da preservare, sconta dall'altro anche e ancora diverse carenze infrastrutturali. Bisogna non perdere tempo, rendere operative queste risorse, dare subito il segno ai cittadini che tutte le risorse disponibili vengono utilizzate e messe a cantiere nel verso giusto.
Rimane caldissimo il tema del trasporto pubblico a Venezia. Un flash mob di protesta unito alla richiesta di rafforzamento di diverse linee si è svolto alle Fondamenta Nuove, un'iniziativa partita da un gruppo di mamme di Murano e organizzato dal gruppo 25 Aprile. Tra le richieste dei partecipanti l'attivazione degli orari estivi dei vaporetti, il ripristino a tutti i giorni della settimana delle linee dei vaporetti da Murano, Piazzale Roma e la Giudecca per il Lido e il rafforzamento delle linee da San Zaccaria a Punta Sabbioni e Murano e da Piazzale Roma al Lido. Murano è vuota, ma la quasi millenaria tradizione del vetro non vuole spegnersi. Alcune belle immagini documentano la vita nell'isola dopo il coronavirus. Disperato appello dei residenti e delle forze produttive locali che lanciano un appello al governo. L'isola è vuota, senza turismo, molte fornaci ancora spente, ma Murano prova a resistere e non vuole vedere spenta una fiamma, l'orgoglio dell'arte vetraia, rinomata in tutto il mondo. Così, da un'idea di Manuel Tiffi, è nata l'iniziativa Io sono Murano, un appello per la salvezza al governo e a tutte le autorità. Nel 1291 le vetrerie vengono portate dal centro storico di Venezia alla nostra isola e da quell'epoca comincia veramente una storia di arte, una storia di tecniche lavorative che purtroppo nei secoli stanno spegnendosi. Vedete come il forno che ho dietro alle mie spalle, soprattutto in questi ultimi 20 anni e poi con l'acqua grande che abbiamo avuto a novembre e con il Covid-19. Senza turismo Venezia non può sopravvivere, anche per i suoi servizi essenziali con le isole, dati ai residenti. Non essendoci i turisti, hanno ridotto il numero dei mezzi, così i veneziani felici perché non ci sono più turisti, adesso non hanno nemmeno i mezzi che prima trovavano pieni di gente. Quindi qui purtroppo da isolani siamo diventati anche isolati. Le parole sono drammatiche. Io ho 73 anni, su per 74, da 14 lavoravo al vetro. Una situazione come questa non l'ho mai vissuta. Sono ancora in mezzo perché qui ci sono i miei figli, il loro futuro. Perciò chiediamo aiuto, ma aiuto concreto. La strada per la ripartenza è difficile, ma ancora possibile. Stiamo lavorando il vetro, come vedete questa è la situazione di oggi. Io farò finta di lavorare perché non mi resta solo questo. La situazione nostra è molto drastica, dobbiamo trovare una soluzione. Dobbiamo lavorare col turismo che ci dà da mangiare, dobbiamo lavorare con l'isola e con i loro vetrai. Un'utilitaria si è capottata dopo lo scontro con un'altra auto in uscita dalla A57 in direzione Venezia alla barriera autostradale di Mestre Villabona. Un incidente spettacolare che non ha fortunatamente provocato feriti. Il conducente dell'auto capovolta, finita nella pista a fianco di quella d'ingresso, è stato comunque assistito dal SUEM e dal personale di concessioni autostradali venete in servizio al casello. L'incidente non ha provocato danni alle strutture né particolari disagi al traffico. Sul posto anche la Postrada di Mestre e i vigili del fuoco. Voltiamo pagina. Noale vince il contest di borgo più bello tra le pro loco del Veneto, battendo nella finalissima tutta veneziana Caorle. È stata una sfida all'ultimo voto, con Noale e Caorle le contendenti a sfidarsi per il titolo di borgo più bello del Veneto. La città di Tempesta ha vinto battendo nella finalissima Caorle per circa 500 voti, per un totale di quasi 7.000 voti complessivi. La sfida è disputatasi esclusivamente sulla piattaforma tra Facebook e Instagram. Le preferenze per Noale sono arrivate da tutto il mondo, con i residenti che si sono mobilitati contattando tutti i parenti, amici e conoscenti emigrati in Canada, Australia, America Latina, battendo così anche la città dei 100 orizzonti Asolo e la partita a scacchi dei personaggi viventi di Marostica.
Al di là della vittoria, vero è che nella sfida in finale tutta veneziana, Noale Caorle con tutte le altre pro loco della provincia di Venezia si sono mobilitate per far emergere i rispettivi territori e questo conta oltre ogni cosa, far conoscere le bellezze e la storia di casa nostra. La stagione balneare 2020 al Lido di Venezia può finalmente considerarsi avviata a pieno regime. Aperte anche le spiagge Excelsior, The Bain e Quattro Fontane. Soddisfazione degli storici clienti. Qui nacque il turismo balneare di inizio Novecento, il clou durante la mostra del cinema. Aperte le spiagge dei VIP al Lido di Venezia, gli stabilimenti balneari Excelsior, The Bain e Quattro Fontane, simbolo della Belle Époque, del Lido e di Venezia nel mondo, hanno accolto i primi clienti. Ottima la risposta dei bagnanti, nessun calo rispetto agli anni passati, nonostante il coronavirus e l'inizio posticipato rispetto alla canonica apertura del 1 giugno. Sì, da oggi al Lido tutte le spiagge sono aperte. Gran parte delle strutture alberghiere hanno aperto nei giorni scorsi, le ultime apriranno a breve. Diciamo, le prenotazioni stentano ad arrivare. L'augurio che noi tutti ti facciamo è che dopo il Redentore, nel periodo di agosto, ma soprattutto durante la mostra del cinema, poi le cose cambino. Dalla spiaggia dell'Excelsior il coronavirus sembra solo un triste ricordo passato, le capanne resistono e mantengono inalterato il loro ineguagliabile fascino. Ma, come spiega Antonio Vianello, presidente della delegazione Lido dell'Associazione Veneziana Albergatori, la preoccupazione maggiore è proprio per gli hotel. Lido ha una clientela prettamente internazionale. Qualche risultato c'è stato, però non sufficienti, per mantenere le strutture aperte. Bisognerà che le cose cambino nei prossimi giorni. Momento clou della stagione ovviamente la mostra del cinema a settembre. Gli stabilimenti balneari di Excelsior, The Bain e Quattro Fontane rimarranno aperti fino al 15 settembre. Basterà il festival a sollevare le sorti di una stagione tutta in salita? C'è il rischio che qualcuno poi si spazientisca e torni a chiudere, ecco. Però insomma, auguriamoci che le cose cambino. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Bentrovati al meteo. Continua l'ondata di caldo africano, ce ne siamo accorti nei giorni scorsi con l'arrivo di temperature sempre più alte e sarà così anche nell'ultimo giorno del mese. Nel dettaglio sul Veneto la grafica di martedì 30 giugno ci mostra un ampio soleggiamento su tutti i settori, cielo sereno al massimo poco nuvoloso, qualche addensamento sulle Alpi dove non si escludono dei temporali di calore. Clima caldo con temperature minime fino a 22 gradi, valori massimi compresi invece tra i 27 e i 32 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui il cielo sarà localmente coperto al mattino ma senza piogge degne di nota, più sole invece a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra i 21 e i 23 gradi, massime invece tra i 29 e i 31 gradi. Infine poche novità sul Trentino Alto Adige con tanto sole, solo con qualche precipitazione sui settori di confine a partire dalle ore pomeridiane. Temperature minime sui 18 gradi, massime sui 30-31 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Arrivederci.